Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Italia il numero dei guariti supera quello dei malati. I primi sono infatti 93.245, mentre gli attualmente positivi sono 91.528. I dati segnano due numeri record. Da un lato gli oltre 8.000 pazienti guariti nelle ultime 24 ore, dall'altro i 7.000 malati in meno rispetto a martedì. Lo riferisce la Protezione Civile, precisando che sono invece salite a 29.684 le vittime. L'OMS esorta i paesi ad indagare su possibili casi iniziali di Covid-19 prima che scoppiasse l'epidemia, diventata poi pandemia, dopo la notizia diffusa domenica in Francia del possibile paziente zero registrato nel paese già il 27 dicembre, un mese prima che il virus si diffondesse in Europa. Si tratta di un uomo di 43 anni, Jean Verdier. In quegli ultimi giorni del 2019 venne ricoverato per polmonite in un ospedale di Parigi. È pronto il test salivare sul coronavirus, che funziona in pochi minuti e sarà messo in commercio con un vero e proprio kit. Lo rende noto l'azienda sanitaria territoriale dei Sette Laghi in collaborazione con l'Università dell'Insubria di Varese. Il test funziona come quello di gravidanza. La saliva viene raccolta su una striscia di carta assorbente e trattata con un reagente. Se compare una banda, il soggetto è negativo, se due è positivo. Il direttore di infettivologia dell'Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza, ha detto che ci vuole un cambio di passo in fase 2 sui tamponi. Bisogna cambiare strategia, aumentando il numero di test. Il Veneto ha fatto molto bene, ha fatto molti tamponi sul territorio, va fatto così in tutta Italia. Bisogna fare tamponi anche ad asintomatici. In Lombardia dovrebbero adeguarsi e cambiare strategia.